Traffico in tilt per la nevicata che della scorsa notte ha dapprima interessato la parte alta della provincia di Belluno, poi si è spostata in Val Belluna e fino a tutto il Feltrino, causando disagi anche alla circolazione ferroviaria tra Busche e Santa Giustina. Rete Ferroviaria Italiana ha interrotto la linea Padova-Calalzo e ha messo a disposizione dei viaggiatori bus sostitutivi. Ma i problemi maggiori si sono avuti lungo la 51 di Alemagna e nella maggioranza dei casi sono stati provocati da mezzi non attrezzati, sfuggiti ai filtraggi delle forze dell'ordine, specie sulle strade provinciali. L'ANAS ha sperimentato un nuovo sistema di monitoraggio avanzato a supporto dei trattamenti antighiaccio, un pick-up dotato di sensori in grado di rilevare in tempo reale i parametri della pavimentazione dell'ambiente, tra questi la temperatura dell'asfalto, la temperatura dell'aria, presenza di umidità, stato del trattamento antigelo e livelli di salinità residua sulla carreggiata. Ha funzionato il dispositivo rafforzato per il periodo dei Giochi Olimpici, pur se a Cortina, come detto spesso per mancanza di dotazioni invernali, si sono visti numerosi mezzi bloccati e il traffico in paese ne ha fatto le spese, tanto da costringere l'organizzazione dei giochi a ritardare l'inizio delle partite di curling. Per le prossime ore la quota neve è prevista in rialzo, fiocchi di neve potranno scendere anche nella notte a ridosso delle creste di confine, ma senza ulteriori accumuli. Da venerdì, salvo residua nuvolosità, le condizioni meteo avvolgeranno al bello con forte rialzo delle temperature a partire da domenica.